Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una live splash brevissima del vostro Marietto Veneziano. Oggi, da come avete visto il titolo, parleremo del figlio il prodigo, di quella parabola che si narra che un tizio 2000 anni fa la raccontava ai suoi discepoli e agli amici che gli giravano intorno. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al canale del Marietto Veneziano se sei di passaggio e non è ho ancora avuto la possibilità di iscriverti, di venirci a trovare nei nostri gruppi social, in cui su Face abbiamo due gruppi importanti, uno è Casti Sacerdotali e l'altro è Radionica, scusate, è Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. L'ultimo ha più di 1600 iscritti e i Casti Sacerdotali ha più o meno 660 iscritti, 644 iscritti. È gratuito e si possono iscrivere praticamente tutti. In più abbiamo anche il sito capitano.intervista.org sotto il link in descrizione dove ci sono più di 20 ebook di radionica che si possono scaricare con tutte le istruzioni gratuite. Il vostro Marietto ha già dato possibilità a più di 150.000 persone di scaricarlo e ne hanno già praticamente presi 2 milioni di circuiti gratuiti, sempre il vostro Marietto iniziano dal 2015. In più con Integrad abbiamo una sezione shop dove chi vuole può acquistare dei prodotti esoterici di qualità, insomma, di spessore. Per cui anche questo circuito magico che è stato rielaborato al prezzo di 150 euro più 10 euro di spedizione, viene spedito col corriere. Bene, parliamo del figlio prodigo, no? Perché questo è un discorso un po' rivolto a delle famiglie, a dei genitori, a dei padri e madri che hanno dei figli e magari anche dei fratelli, no? Perché capita spesso che nelle famiglie c'è sempre la pecora nera, c'è sempre quello che se il papà e la mamma dicono A, loro dicono B, se il papà e la mamma dicono B, loro dicono A e via dicendo, no? La parabola, per chi non la sa, è quella di una famiglia ricca in cui un figlio a un certo punto ha voluto subito la sua parte di eredità, è andato in giro per il mondo credendo che nella casa col padre si stesse male, si è reso conto che finiti i soldi, la situazione non era come si era immaginato, ha cominciato a vivere nelle stalle e a mangiare coi cani e i porci, a un certo punto è tornato a casa e il papà ha ripreso il figlio e l'ha trattato meglio di quello che era stato a casa. A che il figlio che era rimasto a casa era un pochettino arrabbiato perché dice io sono sempre stato fedele alla tua linea e tu, questo qui che ti ha tradito, è andato, poi è tornato, lo tratti meglio di me che mi sono sempre stato fedele. E il padre gli ha detto, beh, tu sei sempre stato fedele, hai avuto queste benedizioni a stare vicino a me, questo invece ha preso tante legnate nella vita e ha capito il verbo, la vera strada e si è pentito e è tornato indietro, quindi deve essere aiutato a reintegrarsi. Oggigiorno capita spesso che ci sono dei uomini, cioè uomini, perché il problema è che se quelli della mia età a 20 anni avevano già un posto di lavoro, o quelli che escono adesso dall'università, oppure che stanno bene in casa ma escono, no? Non hanno più 20 anni ma ne hanno 30 o 35 e quelli meno accesi arrivano anche a 40 anni che cercano di stare sotto la cappella, tra virgolette, i genitori, ma vogliono fare i duri, no? Cioè praticamente con i soldi del papà escono. Poi ci sono anche quelli invece che, come il figlio prodigo, prendono, fanno i duri, escono dalla chioccia dei genitori, purtroppo vanno a sfruttare altre occasioni. Quindi, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che se alcune volte alcuni figli sono delle pecore nere, questo non è detto che la situazione non si possa salvare fra capo, come si dice, fra capo e collo, no? Bisogna sempre avere un occhio vigile, attento che le situazioni possono essere raddrizzate. La magia viene in nostro soccorso con dei riti propiziatori che danno la possibilità, se il ragazzo, l'uomo, perché oggigiorno sono uomini che a 30-40 anni non hanno né la forza finanziaria né la forza intellettuale e né, come si dice, il burro, chiamiamola trippa, chiamiamola come volete, per creare delle famiglie perché sono praticamente nati in una situazione, in un contesto sociale che certamente non era quello di 30-40 anni fa. E quindi a questo punto
alcuni genitori saggi possono, tra virgolette, dare una mano o aiutare a livello eterico il figlio, il prodigo, che chiaramente oggi se esce di casa non andrà magari a vivere coi porci quando gli finiscono i soldi, ma magari andrà a sfruttare altre famiglie, magari per la fidanzata che lo ospita a casa e lo mantiene a vita, oppure è un omosessuale, oppure tantissime situazioni che non sono più un contesto di 2000 anni fa, però praticamente tengono quei binari lì. Una volta non si viveva più cioè una volta si viveva coi porci e oggigiorno invece non si vive più coi porci, ma si va a vivere in altre famiglie dove si fa un po' di vampirismo economico, no? E ci sono molti genitori che questa situazione non gli va, no? Non gli va perché lì non crescono i figli, no? Cioè praticamente perpetuano il loro vampirismo, in casa praticamente sono stati un po' allontanati e loro perpetuano questo loro pensiero fuori di casa. E quindi bisogna intervenire o se si vuole intervenire, perché ci sono dei genitori che ne hanno viste così tante che preferiscono che il figlio vada a fare il parassita da altre parti, da altri lidi. Però se una famiglia ci tiene un pochettino al proprio figlio, può intervenire con diritti propiziatori, con dei sigilli e quant'altro. Il Degà del Maretto Veneziano sapete che possono operare in questa direzione e sapete anche che al figlio prodigo bisogna sempre lasciargli aperta una porta. Certo che se a un certo punto i genitori fanno tutto possibile, ma il figlio resta sempre un parassita mentale, allora a questo punto è chiaro che non si può morire per salvarne uno, morire in 4-5, no? Allora a questo punto qui bisogna in un certo senso essere delicati ma duri, no? Però finché c'è speranza, finché c'è vita, bisogna sempre lasciare aperto una porta al figlio proprio. Bene, cari amici, quindi se siete interessati a delle stampelle vibrazionali, se siete interessati a dei piccoli richiami per il figlio al prodigo perché ritorni nella strada, perché ci sono tanti ragazzi che vanno all'università e a un certo punto perché gli hanno preso il cervello, gli hanno modificato la mappa mentale, gli hanno fatto credere che la sinistra la destra, insomma, gli hanno fatto credere che alcune cose sono vere mentre magari vivono una bolla di sapone. In quel caso lì si può intervenire. Certo è che ci vuole a un certo punto una conoscenza, una capacità operativa per poter muovere questi mezzi. Bene, cari amici, grazie per avermi ascoltato e alla prossima, ciao.